La crisi tra la Russia e l'Occidente, le manovre di Putin e le difficili trattative per garantire la pace nelle pianure ucraine. In Ungheria le opposizioni, dai socialisti all'estrema destra, fanno fronte comune contro il potere del sovranista Viktor Orban. A Cipro migliaia di immigrati rimangono rinchiusi nell'inferno del campo di Pournara, aspettando un visto per l'Europa. La città lituana di Kaunas è una delle capitali europee della cultura. Un mito trasforma la città silente in un luogo di arte e teatro. Strahinja Jabanović, film di Stefan Arsenijević, lega l'epica popolare serba alla tragedia degli immigrati che risalgono la rotta balcanica. Il confronto tra la Russia di Putin e l'Occidente lungo la linea di confine ucraina è a un punto di rottura. La diplomazia è sterile, la NATO accusa Mosca di preparare l'invasione dell'Ucraina, il Cremlino nega e a sua volta accusa britannici, statunitensi e ucraini di pianificare provocazioni per giustificare un'azione armata. Sia gli esperti sia l'opinione pubblica mondiale hanno difficoltà a capire quanto il pericolo di un'invasione russa dell'Ucraina sia reale o quanto è frutto di propaganda. Se parliamo di una guerra e di un'invasione russa e di una conquista appunto territoriale di truppe russe che arrivano fino a Kiev o altre grandi città, tuttora questa realtà sembra molto improbabile. Per una serie di questioni politico-economiche e militari, per i costi che sarebbero da pagare per Mosca, anche perché entrare in Ucraina in verità dopo 7 anni di conflitto non è così facile. La minaccia militare rimane, a mio avviso, più una carta da giocare sui tavoli negoziali con Stati Uniti e NATO. Il ministro degli esteri russo Lavrov durante gli incontri di Ginevra ha chiesto al suo collega statunitense Blinken garanzie scritte che l'Ucraina non entrerà nella NATO e il ritiro dell'Alleanza Atlantica da Romania e Bulgaria. Sicuramente è un punto irricevibile per Stati Uniti, NATO e anche membri dell'Unione Europea. Il fatto che ci sia però di dialogo e che i negoziati stiano andando avanti, anche se a rilento e con grandissime difficoltà, segnala che probabilmente il punto centrale per Mosca forse non è nemmeno quello, o almeno quello è un obiettivo a lungo termine, mentre a breve termine ci si può accordare su punti minori che comunque coinvolgano la Russia nel dialogo più ampio per quanto riguarda la definizione dei contorni della sicurezza in Europa. Mentre i diplomatici discutono lungo i fronti del Donbass, soldati e civili continuano a morire. Rimane incerta la posizione del presidente ucraino Zelensky. L'ex attore nella primavera del 2019 ha vinto le elezioni presidenziali, prospettando agli ucraini la possibilità di un reintegro pacifico delle regioni secessioniste filorusse del Donbass. Poi si è piegato su posizioni sempre più bellicose. Ci sono 2 motivi principali. Uno è quello di aver trovato un muro nel dialogo con Mosca che non scende dai punti elencati nel protocollo di Minsk, firmato nel 2015, che vuole prima le elezioni e la concessione dell'autonomia al Donbass e solo poi il disarmo e il controllo di Kiev su quella parte del confine tra Russia e Ucraina. Mentre ovviamente è una situazione ricevibile per il leader ucraino. E l'altra sono più dinamiche legate a questioni interne, perché la popolarità di Zelensky è radicalmente caduta nell'ultimo anno fondamentalmente, e quindi la carta nazionalista è stata anche giocata per riconquistare un po' di favori interni. Sia la Russia sia gli Stati Uniti stanno coprendo la crisi con una pesante nebbia propagandistica. Le notizie sugli spostamenti di truppe sono contraddittorie, spesso informative prodotte dai servizi di spionaggio. Nello spazio culturale tedesco molti analisti elencano tra i motivi della crisi anche un pregiudizio antirusso, un riflesso storico che condizionerebbe la politica dei paesi anglosassoni, Stati Uniti e Gran Bretagna. Le radici del passato storico e le conseguenze delle lotte tra i vari imperi, prima quello russo, poi quello britannico e poi l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, hanno comunque un impatto sulla postura del mondo anglosassone, se vogliamo, nei confronti della Russia. E l'attuale assertività, se vogliamo metterla così, di Stati Uniti e soprattutto Gran Bretagna negli ultime settimane è però dovuta, secondo me, a fattori ben più concreti, cioè a quello a ristabilire e riaffermare un certo tipo di leadership a livello internazionale in Europa per Stati Uniti e NATO, e una leadership che si era un po' offuscata.
Stati Uniti, Gran Bretagna e altri paesi della NATO hanno fornito armi e munizioni a Kiev. La Germania ha dichiarato che aiuterà solo finanziariamente l'Ucraina, ma che non fornirà armamenti. Gli Stati Uniti sono pronti a schierare altri 5.000 soldati nei paesi baltici a ridosso dei confini russi, mentre navi della NATO stanno navigando verso il Mar Nero. In Ungheria si torna a votare, urne aperte il prossimo 3 aprile per eleggere il nuovo Parlamento e indirettamente stabilire chi sarà a guidare il paese nella prossima legislatura. Per la prima volta da quando è stabilmente al potere, da 12 anni, il primo ministro Viktor Orban rischia di perdere. Questa è una situazione totalmente nuova perché nel 2010, 2014, 2018 tutti erano certi che avrebbe vinto Orban le elezioni. L'unico dubbio era se avrebbe raggiunto la soglia dei 2/3 in Parlamento o no. Per la prima volta dal 2006 l'esito è aperto. Eppure il partito di Orban, Fidesz, viene dato dai sondaggi appena sotto il 50% in linea con i risultati delle ultime elezioni. La novità di questa tornata è che 6 partiti della frammentata opposizione si sono messi insieme in un cartello unico con un candidato comune. A sorpresa, alle primarie di ottobre hanno premiato Peter Markizai, 49 anni, sindaco di una città di 50.000 abitanti dal nome al limite dell'impronunciabile, Hódmezővásárhely. È uno fuori dagli schemi, è un antisistema, parla con un tono molto diverso dagli altri. Fidesz è rimasta spiazzata dalla sua vittoria. Si aspettava di fare campagna elettorale contro la signora Dobrev o Caraccioni, il sindaco di Budapest. Markizai si può definire a sua volta un conservatore, cattolico, antiabortista, lontano anni luce dagli ambienti liberal della capitale. Ha ammesso di aver votato lui stesso una volta Orban. Un punto di debolezza e di forza allo stesso tempo. Tema chiave della campagna elettorale, la lotta alla corruzione. Sarà suo compito tenere unita anche dopo un'eventuale vittoria una coalizione che mette insieme elementi della più varia estrazione politico-culturale, dall'estrema destra alla sinistra passando per liberali e verdi. La vera minaccia per loro sono loro stessi. Nelle primarie c'era una competizione, tutti i partiti potevano esprimere quello che volevano. Devono mettersi d'accordo su cose su cui non sono d'accordo. Dall'altra parte Orban può vantare un'economia che tira a un basso livello di disoccupazione e salari crescenti, pur in un contesto di inflazione oltre i livelli di guardia. Per il periodo preelettorale il governo ha messo in campo tutta una serie di misure economiche come bonus o sgravi fiscali volti a rafforzare il consenso. Ci sono certi gruppi elettorali a cui punta questa spesa pubblica, i giovani, le famiglie, i pensionati, i poliziotti, i vigili del fuoco, che avranno 6 mesi di stipendio extra. Penso che l'economia sarà al centro della campagna di Fidesz. Sanno che molti votanti orientano le proprie preferenze politiche sulla base del proprio reddito. Oltre all'economia, Orban potrebbe puntare su temi già esplorati come la difesa dei confini dai migranti e la sfida contro la cosiddetta ideologia LGBT. Da ultimo può fregiarsi anche dell'appoggio di Donald Trump. L'attenzione delle ONG internazionali sarà molto alta in occasione della contesa elettorale. Sotto la lente, il contesto mediatico affinché si verifichi che sia pienamente libero e plurale, requisito fondamentale per far parte dell'Unione Europea e per far sì che i rapporti già ai minimi termini tra Budapest e Bruxelles non sprofondino definitivamente. L'inferno di Purnara, il centro per richiedenti asilo a una ventina di chilometri dalla capitale cipriota Nicosia, sta esplodendo. 2500 disperati attendono di conoscere il proprio destino in una struttura che potrebbe accoglierne meno di 1000, con altre centinaia di cittadini, soprattutto africani, che premono ai cancelli per entrare. Solo chi passa da qui può sperare di ottenere lo status di rifugiato. Non ci lasciano accedere al centro, denuncia questo immigrato, ma noi di qui, dice, non ce ne andiamo. Le proteste sono quotidiane, anche per paura di contrarre il Covid. Il governo cipriota parla di crisi umanitaria. Su poco più di 1 milione di abitanti, 40.000 sono migranti, di cui 2/3 già respinti e dunque irregolari. Lo sanno bene negli uffici della Caritas di Nicosia, proprio accanto alla chiesa francescana del Sacro Cuore, dove ogni giorno i migranti si radunano per avere informazioni e conoscere i propri diritti.
non si può prendere una barca e provare ad andare in Grecia, perché bisogna fare tutta la costa turca e, insomma, si sa che la Turchia controlla molto bene i propri confini e quindi è molto difficile abbandonarla, ed è per questo che tante persone in realtà rimangono intrappolate qui. Piuttosto che affrontare i campi di prigionia in Libia e le insidie del mare aperto, la maggior parte degli stranieri africani, sostiene il governo, arriva in questa zona con visti rilasciati dalla Turchia e da Cipro Nord, la parte dell'isola occupata dai turchi, per poi attraversare, nei punti meno sorvegliati, la Green Line, la linea che per 180 km separa le due parti dell'isola. We're in a very critical situation in Cyprus. Cipro sta vivendo una situazione veramente critica. I migranti arrivano tutti attraverso la Green Line, provengono dalla parte occupata dell'isola e dunque dalla Turchia, che utilizza in maniera strumentale l'immigrazione contro di noi. Abbiamo chiesto ai migranti da dove vengano, hanno risposto che arrivano dall'Africa via Istanbul o volando direttamente sugli aeroporti della parte nord dell'isola, per poi venire qui, visto che non ci sono veri e propri confini. L'85% dell'immigrazione illegale arriva da Cipro Nord. They fly to the occupied area of Cyprus. Respinge al mittente tutte le accuse Cipro Nord, dove le elezioni parlamentari hanno appena premiato il partito del presidente Tatar, l'uomo fedelissimo di Erdogan. Non è vero che la Turchia manda i rifugiati nella parte greca. La polizia controlla con accuratezza i confini, così come noi, con i nostri servizi di sicurezza, sorvegliamo bene tutti i checkpoint sulla Green Line. Non abbiamo mai partecipato agli accordi sui rifugiati e non vogliamo farlo. In ogni caso qualcuno riesce a passare e resta da noi, altri vanno nella parte greca, ma questo succede perché c'è un problema internazionale. Includere la Green Line nei confini dell'Europa, la richiesta del governo cipriota all'Unione, e riscrivere con un nuovo patto gli accordi internazionali sulla ripartizione dei migranti e sulle strategie per riportare a casa gli irregolari. Un primo sasso nello stagno l'ha lanciato il Papa, quando durante la sua recente visita a Cipro ha annunciato di voler accogliere a Roma 50 migranti. Siamo grati al Papa perché ha mostrato chiaramente il problema e ha mandato un chiaro messaggio a tutti, accettando di ricevere 50 migranti e dimostrando come solo in questo modo si possa risolvere la situazione. Non possiamo affrontare tutto questo da soli, ma abbiamo bisogno di aiuto. Questo è il vero significato di ciò che ha fatto il Papa. This is the meaning of what Pope have done. Anche questo un modo per tentare di abbattere l'ultimo muro d'Europa. La bestia si è svegliata in una Lituania gelida, nell'isolotto sul fiume Nemunas, dove sorge la Žalgirio Arena, si è celebrata CONAS, Capitale Europea della Cultura 2022, un progetto che parte da lontano e che ha come simbolo, appunto, una bestia, un nuovo mito per la narrazione di una città silente, capace di trasformarsi quando si parla di arte. The idea of the beast really comes from the legend. L'idea della bestia viene dalla leggenda della città di Roma, perché noi tutti conosciamo la storia della lupa. Ho pensato che le città diventano eterne solo quando hanno una bella storia da raccontare. L'intero anno viene visto come uno spettacolo in 3 atti: gennaio, l'apertura, maggio con le sue giornate infinite, dicembre quando è praticamente sempre buio. Gli organizzatori hanno da sempre le idee chiare, i protagonisti devono essere i cittadini. Noi concentriamo la maggior parte del nostro programma per le comunità della città e vogliamo dire che l'arte e la cultura non sono solo per gli artisti, ma per tutti, per le comunità, per la gente che vive la città ogni giorno. CONAS diventa per noi il più grande palco d'Europa. Il progetto vive del rapporto con la popolazione. Fotografi, artisti e chef di fama nazionale e internazionale accompagneranno personalmente i visitatori attraverso le proprie esperienze e così farà un esercito di volontari
oltre 1 migliaio. Stiamo cercando di coinvolgere i volontari nell'accoglienza del turista, preparandoli a organizzare visite per i nostri ospiti, gratis. Mostreranno la loro città dando consigli su come viverla. Saranno i nostri concierge culturali. E grazie a diverse partnership sarà possibile rivivere nell'epoca d'oro della città, ovvero il periodo tra le due guerre, quando la capitale Vilnius fu invasa dai polacchi e Kaunas, seconda città del paese, fu di fatto costruita da zero con 6.000 edifici nuovi in stile modernista. Un trionfo dell'Art Déco. Sarà possibile soggiornare all'interno di una casa museo e vivere esattamente come negli anni 30. Nel 2016 abbiamo trovato in vendita questo appartamento e entrando abbiamo trovato tutto disposto come all'epoca. Non era cambiato nulla dal 1929, le porte, il parquet, i vetri. E così abbiamo deciso di comprarla e aprire il museo Art Déco. La gente aveva dimenticato come si viveva qui fino alla Seconda Guerra Mondiale. La città, dopo l'olocausto di quasi tutta la popolazione ebrea durante il nazismo e dopo il buio delle nazionalizzazioni sovietiche, è rinata con l'indipendenza nel 91, ma soprattutto negli ultimi anni. La città è cambiata molto, soprattutto di recente. Ci sono state tante iniziative culturali, ma sono anche state costruite nuove infrastrutture. Si potranno vedere molti edifici modernisti, spettacolari, che sono stati ristrutturati per l'occasione. Intrecciare un poema epico serbo alle tragedie dell'immigrazione di oggi con i migranti africani che si sovrappongono agli eroi nazionali serbi. L'intuizione è di Stefan Arsenievic, regista di Strahinja Banović, miglior film quest'estate al Festival di Carlo Vivari e che è stato presentato in anteprima italiana al Trieste Film Festival. Il poema medievale narra la storia di Banović Strahinja, la cui moglie fu rapita e violata da un aga turco, ma Strahinja, contro le leggi del tempo e la volontà della famiglia della moglie, si rifiutò di ucciderla. Una storia che Arsenievic ha riproposto nei destini di 2 immigrati dal Ghana, Strahinja e sua moglie Ababu. Belgrado da alcuni anni è uno snodo della via balcanica dell'immigrazione. Attraverso la nostra città dal 2014 sono passati almeno 1,5 milioni di immigrati. Queste persone sono uguali ai nostri profughi dalla Bosnia degli anni 90, sono uguali alle persone con cui sono cresciuto. La destra in Serbia costantemente parla del pericolo che gli immigrati ci tolgano la nostra cultura. A un certo punto mi sono chiesto, ma perché no? Perché non presentare queste persone con una chiave culturale serba, sfruttando la nostra poesia epica? Ho usato il poema di Banović Strahinja per mostrare come la storia si stia ripetendo attraverso i destini di questi immigrati dall'Africa. Arsenievic e lo sceneggiatore Bojan Vuletic hanno trovato un modo nuovo per raccontare l'immigrazione, non solo dramma sociale ma anche storia lirica. Al centro del poema popolare e della nostra storia c'è il racconto di un amore. Il cuore di questa epica è come trovare l'amore della vita, come difenderlo e mantenerlo. Questa è una situazione universale, sia per la Serbia medievale, sia per l'Africa di oggi. Un racconto che tutti possiamo capire. La leggenda di Banović Strahinja fu portata sugli schermi già nel 1982 dal regista croato Vatroslav Mimica. Nei panni del protagonista Franco Nero, il film ebbe un successo strepitoso, un mix avvincente di storia, erotismo e azione. Nel cast c'era anche Rade Serbeja, attore di etnia serba, stella del cinema e del teatro jugoslavo che negli anni 90 fu costretto ad abbandonare Zagabria per un lungo periodo d'esilio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
Lo stesso destino dei due giovani intellettuali del Ghana raccontati da Arsenijević. Viviamo in un mondo di profughi. Il messaggio del poema popolare, del film di Mimica e la mia pellicola è lo stesso. La necessità di riconoscere le differenze, di riconoscersi in queste differenze e di riconoscere come fratelli i nostri simili e di perdonarli per i torti subiti. Strahinja Banović in questi giorni è in uscita nei cinema in Serbia, Slovenia e Bosnia e Erzegovina.